Ciao a tutti amici da Napoli l'87 e Forza Napolese. Comunque voglio grande vittoria dell'Italia. Mancini sta dimostrando di essere un grande allenatore per quest'Italia. Voglio, stiamo avendo continuità nei risultati. 9 su 10, dobbiamo giocare la prossima con l'Armenia. Se vinciamo la prossima 10 su 10, stiamo andando a passo del Belgio, l'unica squadra che è riuscita a fare le stesse nostre vittorie. Allora, l'Italia questa sera mi è piaciuta tantissimo. L'unica pecca dell'Italia, se vogliamo trovarla, è sul non possesso palla, perché quando non avevamo possesso di palla noi e la Bosnia attaccava in avanti, abbiamo concesso qualcosina, specialmente nel primo tempo, dove Donnarumma ha parato, ha salvato in un paio di occasioni. Poi hanno preso anche un palo con Bisevic. Comunque l'Italia ha fatto la partita, dopo ovviamente voglio, l'abbiamo schiacciati a quelli della Bosnia, abbiamo meritato. Acerbi sempre più leader in difesa, così come nella fase offensiva Belotti sta trovando continuità, quando non c'è Belotti c'è Immobile, insomma stiamo trovando gol come sempre, la fase difensiva che non prende gol, queste sono le cose positive invece, centrocampo molto bene, il filtro per l'attacco, insomma il gioco, veramente stiamo vedendo continuità, stiamo vedendo una bella Italia, tutta un'altra Italia con Mancini. Ogni partita che passa vediamo sempre di più la mano dell'allenatore, del mister. Insigne anche ha trovato gol, cioè molto importante, è stato molto importante vincere, anche se la qualificazione diciamo che già eravamo qualificati, però vincere comunque in casa della Bosnia, mi sembra che non tutte proprio vincono in casa della Bosnia, anche se non fosse questa squadrona, perché levando Pjanic e Dzeko non è che poi abbia tantissimi giocatori di qualità, però comunque abbiamo dimostrato che l'Italia c'è. Belotti specialmente ha fatto un grande gol, quando non c'è Belotti comunque abbiamo Immobile, il centrocampo molto bene, poi mi è piaciuto proprio Mancini perché prova i giocatori nuovi, nel finale appunto ha fatto entrare Castrovilli, ha messo anche i gollini, appunto Donnarumma grandi parate, Acerbi veramente ha fatto un grandissimo gol da attaccante, nel primo tempo, bellissimo gol di Acerbi, niente, partita dominata su tutto il campo praticamente, non c'è stata partita, l'abbiamo dominata, appunto se devo trovare un difetto a questa nazionale è quando siamo in fase di non possesso, che qualcosa regaliamo agli avversari. Abbiamo visto quei 3-4 tiri nell'area della Bosnia dove Donnarumma è uscito, ha salvato, insomma, un po' sulla linea, un palo, appunto. Abbiamo sofferto un po' su quelle cose lì. Poi nel secondo tempo magari Mancini avrà detto qualcosa ai suoi e non si è sofferto più di tanto. Abbiamo visto tutta un'altra partita nel secondo tempo, la Bosnia ha creato pochissimo, primo tempo appunto ha creato quelle 3-4 occasioni dove Donnarumma ci ha salvato. Acerbi sta dimostrando di essere ora come ora uno dei difensori più forti in Serie A, perché sta facendo bene con la Lazio, bene con la nostra nazionale, sempre più, cioè ci dà sempre più garanzia nella fase difensiva, così come Donnarumma, niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video Napoli l'87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti amici, da Napoli l'87 e Forza Napolese, grande Forza Italia.